Entro fine anno la rete di connettività a 20 mega in Veneto dovrebbe essere completata, per la banda ultralarga invece ci vorrà più tempo, ma la Regione Veneto ha appena confermato con una delibera lo stanziamento di ulteriori fondi in questa direzione, mentre anche la delibera del CIPE a livello nazionale rassicura sulla prosecuzione di questa rivoluzione digitale. La digitalizzazione è un'occasione non solo per i Polesini ma per tutta l'Italia. Offre numerosissime opportunità e non solo per il mondo delle imprese ma anche per i cittadini e per la pubblica amministrazione. La situazione complessiva non è così positiva, purtroppo siamo negli ultimi posti delle classifiche europee. Di nuovo, e questo è sicuramente un aspetto positivo che riguarda anche i Polesini, che i territori cominciano veramente a muoversi, a fare molte iniziative. All'Interporto di Rovigo esperti e dirigenti regionali si sono confrontati sui risultati finora raggiunti in Polesine, dove la rete Wi-Fi è in fase di completamento. Il convegno, organizzato dal Consorzio per lo sviluppo delle Polesine, è stata l'occasione per fare il punto sui progetti completati. Ad esempio il progetto Wi-Fi, che è uno dei progetti finanziati dalla Regione del Veneto, che ha permesso di coprire, di aiutare a coprire parti del territorio che non sarebbero state possibili realizzare. Che progetti avete per il prossimo futuro? Il completamento sicuramente della copertura, il servizio a tutti i nostri cittadini della provincia di Rovigo, ma avremo anche la necessità di realizzare, se non su tutto il territorio, su una grossa parte, gli investimenti per la banda ultralarga. In particolare sul tema della banda larga, sul tema dei servizi, dei centri di innovazione e sul tema anche, come vedremo, della rete Wi-Fi che vorremmo portare distribuita su tutto il territorio regionale. Questo è stato ribadito anche qualche giorno fa con una delibera che è stata assunta appunto dal vicepresidente Forcolin, che voleva ribadire l'impegno dell'amministrazione regionale a recuperare fondi per continuare su questa strada. Però non dimenticherei un altro aspetto, che è quello della cultura digitale. È vero, investire in infrastrutture è importantissimo, ma dobbiamo parallelamente investire nella cultura delle persone, dei cittadini e dei lavoratori. Se investiamo nella cultura digitale dei lavoratori possiamo fare un salto. La nuova sfida è quindi tecnologica, infrastrutturale, ma anche culturale, perché ogni progresso in questo settore ha importanti ricadute sui cittadini, ma anche sulla produttività delle imprese e della pubblica amministrazione.